O palazzo mio, sta opera reputata, quello che è capitato, ne chi so può scordare. Sto fatto curioso, voi certo non sapete, e se mi permettete, vi voglio raccontare. Prima di tutto non saccio se voi lo sapete, che una margarita è un orso saporito, è buono, ossigenati e pulito. Però ogni anno cagna un marito. E per mezzo di sto fatto che è capitato, forse poi si cagna pure a chi sta. O marito si chiama Ron Pascale, uguale per fare un bello Natale, e tanto pisciavino lo pendore e accattare un bello capitone. Lindo corpo, insomma, è tutto all'era se niente. Ma non saccio come succedetto con capitone se ne fuiette. Ron Pascale se ne adorava e con mano fulmine se menava. Ma quando a mano alla chiappare o capitone se ne spalava. A presso vanetta a guerra, Ron Pascale che avanza per terra. Se avessimo visto quando era carilla, mi pareva proprio di un coccodrillo. La gente restava spaventata, non sapeva quello che era stato. Chi diceva asciuto pazzo, chi fuiva in tuo palazzo. Ron Pascale più alluccavi, o capitone più scappava. E sotto a un guaglione, si ammazzava in tuo casone. O guaglione si spaventava e per paura se ne scappava. Ron Pascale se ne addurai, o guaglione si putava. L'arrivai, o maniai, e o capitone non ci lo trovai. Ai tantise che ammuine, che fracassa e che remuta, e che rivoluzione, tutto per mettere o capito. Ne! Ron Pascale si era voluto, e speranza aveva perduto. Tutto insieme, o capitone accetta sotto all'opportuno. Ron Pascale se menai, e o capitone se ne scappava. E trinda la farmacia, e trinda la salumeria, poi rinda la casa della siparia, che aveva troppa paura poi a mezza via. E siccome che Stefano Nura faceva pure una brutta figura. E mamma si chiamavano le creature, corrette le condutture, le scopature, i barbieri, i carrattieri, i pompieri e pure i carabinieri. E i camerieri facevano care guandire, e scassavano tazza, piattine e bicchiere. Ai tendise che ammuine, che fracassa e carramuta, e che rivoluzione, tutto per mettere un capito. Ne? Ma non vi credete che ho fatto per netto, voi avessi a fare quello che succede. Io appena vado accennare, ma voi più bello, non vado contare. Quando cominciai a fare notte succedette proprio 48. Una signora che passai si trovava in mesi qua. Un capitone l'avvistai e sotto a essa si menava. La poverella si spaventai, tutte le panne si stracciai, se lavai la camicetta, la camicia e il reggimento, proprio a nulla rimanette. L'uaglione, approfittando dell'occasione, se menai sotto a signori a afferrai un capitone. Un Pascale si accusai, l'uaglione rialai e il capitone si pigliava. Quando a mano si trovai, si bracciai e si vasai. La priezza ci chiagneva, il capitone non si muoveva. Si sapesse che era stato, chi l'era portato a asfissiare. Quando è stata moglie combinata in sta maniera, tutto rotto, tutto storto, ecco, capitone morto, non l'avesse mai fatto, la moglie un retto spratto, la manai tutte le piatte, mazze e scopa, bagnarolo, ruote, segge, cassarolo, tutte le mazze e pumarolo, e poi pure l'urivano, tutto in capo a Don Pascale, che mo invece fa Natale, sta cuccato in ospedale, ai tendese, cammuina, che fracassa e carraputa, e che